Con 62.000 donazioni, con 40.000 donatori e un incremento di nuovi donatori, si chiude il bilancio 2024 della Fidas Veneto. Un bilancio, devo dire, dai, interessante, buono nonostante tutte le difficoltà. Abbiamo 62.000 donazioni, quindi cercheremo di raggiungere bene o male anche questo risultato anche quest'anno. Siamo in leggero decremento rispetto all'anno scorso, ma tutto sommato vediamo che come anche numero di donatori abbiamo un numero di donatori importante, 40.000 donatori e soprattutto un incremento dei nuovi donatori, quindi significa che le federate stanno lavorando molto bene. Un lieve decremento delle donazioni legato a diversi fattori. Un decremento legato un pochino anche alle donazioni, quindi alla volontà poi delle persone di andare a donare, che magari vanno un pochino meno rispetto a prima, legato ai viaggi, legato a tantissimi fattori. Una sfida importante per il 2025 è legata al portale del nuovo donatore, un nuovo portale della Regione Veneto, voluto dalla Regione Veneto, che entrerà a regime a fine 2025, massimo 2026, su tutte le province del Veneto per permettere proprio a tutti i donatori di andare a donare dove vogliono. Quindi anche una persona che abita a Verona potrà andare a donare a Venezia. E tra i propositi per il nuovo anno quello di incentivare sempre più persone al gesto di generosità che è la donazione di sangue. Andiamo a donare perché ce n'è estrema necessità. Noi abbiamo una mission e la mission è proprio quella di permettere alle persone che hanno bisogno e quindi ai pazienti di ricevere le loro necessità e di questo non ce ne dobbiamo mai dimenticare.